Una stretta di mano tra Carola Arena e Giovanni Azzolini, due ballottanti che il prossimo 8 giugno si sfideranno per la poltrona di primo cittadino di Mogliano. Un appuntamento al quale arriveranno forti del risultato del primo turno. Carola Arena, candidata del centro-sinistra con il 45,54% delle preferenze, e il sindaco uscente Giovanni Azzolini, che ha corso con 3 liste civiche con il 22,10% dei voti. Per Azzolini e Arena è già tempo però di riaprire la campagna elettorale in vista del ballottaggio. La candidata del centro-sinistra lascia le porte aperte al dialogo con gli altri candidati del primo turno. Faccio proprio un appello a tutti coloro che oggi sono esclusi, diciamo così, dalla corsa, ma che però credo che abbiano a cuore il futuro di Mogliano, perché io credo che attorno al programma che noi abbiamo steso come coalizione ci possa essere un'ampia condivisione di questo programma. Il sindaco uscente invece è pronto a ricucire lo strappo con i partiti di centrodestra. Ho corso da solo in compagnia di 3 civiche. È mancato l'apporto dei partiti perché il centrodestra ha vissuto questo primo turno elettorale come una sorta di primaria all'interno del centrodestra. Adesso le primarie si sono concluse e dobbiamo correre insieme per recuperare questo gap, che se andiamo a sommare tutti i voti presi dai singoli candidati del centrodestra saremmo addirittura in vantaggio. In prospettiva ballottaggi, Carola Arena spera che il vento di Renzi non smetta di soffiare su Mogliano. C'è stata un'influenza positiva anche a Mogliano, quindi anche a livello amministrativo. A questo aggiungo, e mi permetto di sottolinearlo, credo anche che il risultato che abbiamo ottenuto sia frutto del lavoro che stiamo portando avanti, io per prima, da anni, quindi non è un lavoro esclusivamente legato alla campagna elettorale. Il fattore R non sembra invece preoccupare Giovanni Azzolini, consapevole che le amministrative fanno storia a sé. Le amministrative sono tutt'altro tipo di voto, guardate. Alle europee il PD ha preso a Mogliano il 42%, lo stesso PD nella stessa giornata alle comunali ha raggiunto il 24%, quindi l'elettore sa distinguere e ha capito che la Carola Arena non è certamente Renzi.